Marco, però guarda, possiamo avviare la palma per il rollaggio, anche più veloce, sì. Il più bel rollaggio. Ma scusami, ma ci hai dato il 100% di potenza oppure no? Forse 100. The mechanic is Sam Trump. Fly with the T-Rex 700 you know, I'm building my last T-Rex 700. I thought this was really huge. Look at this. 24 kg. Imagine how it flies. Real. Dai. Tira sulla bestia. Very nice. E adesso, siccome non vi avevamo mai fatto vedere un elicottero, ancora Cesare, non vi avevamo ancora fatto vedere un elicottero, perché gli elicotteri, uno pensa che ci siano solo elicotteri privati, non è mica vero. No, ci sono anche delle produzioni, io non sono, confesso, gli elicotteri sono molto poco. Non ho mai fatto uno meglio, ho un coassiale che riesco a dire no, non ho assolutamente esperienza, comunque ora parlavo un po' di questa mia trend e parlava io sono una ballenaia, sono dato un po' di caratteristiche. È un elicottero, deve essere una produzione elettrica, sinceramente io è la prima che vedo, anche qui a Bolzano, finora abbiamo visto sempre una produzione o a benzina o a turbina. Questa è una riproduzione elettrica, conferma del fatto che il metodo elettrico non ha confini, anche perché le potenze a disposizione sono infinitamente elevate, molto più elevate che per il motore a scoppio. Con le nuove batterie c'è anche l'energia e questo lavora con 14 celle H2 ha un H150 motore, la potenza perché lui è un bel bambino, lui è una pilota e non è brillante, grazie bene. Ecco, questa è una cosa interessante perché mica mi fa fantastico, questa è una cosa completamente. Ci sono 25 kg lì che stanno volando in questo momento, sembra una storia, addirittura questi è veramente ai massimi livelli. Solo per conto della flight test, vola, così, c'è un hacker, vola per dimostrare che è una roba non ha confini, una roba non ha confini, è esattamente come un aereo libero di andare in uno stato internazionale. Fino ad alcuni anni fa i confini erano molto pochi. Adesso sì, era, cioè fino a 20 anni fa c'erano dei modelli che oggi sembrano pane quotidiano, che in realtà erano assolutamente neanche pensati. Bellissimo, quindi Marcus, eccolo qui, meraviglioso. Guardate anche come lo presenta. Io tante volte ho fatto un paragone, specialmente quando Massim Livi mi faceva vedere i suoi all'inizio, ma questi sono veramente straordinari. È un elicottero, è un modo non è quello di un aeromodello, è quello di un noi certe volte che abbiamo visto anche qui, pagato da non lo so se lo è ancora, uno delle robe proprio le macchine così. Questa vedete ha anche delle performance abbastanza interessanti proprio dal punto di vista del volo.
meraviglia, autocostruita. Classico, 25 kg, quindi anche a muovere una massa, avete sentito questo pochino, che è classico quando diciamo, gli angoli di incidenza delle pale diventano estremamente elevati, si comincia a sentire questo diciamo, vicino alla condizione, chiamiamolo così, io penso che siamo riusciti a vedere anche questa volta a Lozano qualcosa di assolutamente straordinario che non avremmo mai pensato sarebbe potuto bellissimo. Guardate questo passaggio, avete visto con barra in avanti perché nell'elicottero per diciamo avvicinare, per aumentare diciamo in un certo senso la velocità bisogna inclinare il piatto in avanti e nello stesso tempo dare anche importanza al motore, altrimenti evidentemente si perde quota. Quindi questo esercizio che è quello di incrementare la velocità abbassando il piatto è un esercizio piuttosto interessante che ci ha fatto vedere Marcus. Coloro che sanno il coso dell'ala rotante capiscono un pochino che aumentare la velocità così con una macchina da 25 kg insomma forse anche funziona anche eccolo qua, c'entra over dovete immaginare una cosa che delle pale che cambiano c'è qualcuno che vorrebbe atterrare, io aspetto che qualcuno della mia superficie però mi dica qualcosa. Fantastico questo, grande, avete visto questo? Penso che è una cosa che viene fatta, io ho visto una volta sola in una manifestazione all'atterraggio strisciato, fatto da una russa, questa volta ho visto questo tocca e va con i pattini, questo tocca e va con i pattini, guardate, che ci ha regalato qui sulla pista Lozano, veramente straordinario. Quindi come siamo messi con il traffico?